Sindaco Vincenza Scarpa, in cosa consiste questo progetto? Allora, il progetto nasce da una richiesta che c'era stata fatta all'inizio di questa pandemia, quindi parlo del marzo dell'anno scorso. Una famiglia di Susegana che non aveva mai avuto nessun tipo di problema economico, all'improvviso si è ritrovata senza i soldi per poter pagare una quota assicurativa importante. No, siccome comunque non avevano problemi economici, non rientravano nei parametri che potevano usufruire di aiuti dei servizi sociali, e ci domandavamo come potevamo fare noi come comune per erogare un prestito che fosse un prestito etico, un prestito d'onore. E da quello è partito tutto un procedimento che è stato piuttosto lungo, perché poi ci è venuto in mente che potevamo anche chiedere l'aiuto di una banca, perché chi meglio di una banca può avere dei soldi da imprestare. Abbiamo fatto quindi una richiesta di manifestazione di interesse per tutte le banche del territorio. A questo punto abbiamo avuto la garanzia che la Banca della Marca era interessata a partecipare al progetto, e da questo è nato questa unione, che credo sia una delle prime nel territorio italiano, di mettere insieme un comune, insieme a una banca, per fare dei prestiti etici, prestiti d'onore a cittadini residenti all'interno del comune che amministro. Ecco, secondo lei quali benefit può portare il comune di Susegana? Chiaramente porterà dei benefici ai cittadini di Susegana, perché si troveranno nella condizione di poter rispondere a esigenze particolari senza grossi problemi. Faccio un esempio, per esempio, una famigliola in cui magari all'improvviso manca un reddito, con un figlio che fa l'università e che magari hanno difficoltà a poter mantenere ancora gli studi. Ecco che in quel momento si innesca il meccanismo del prestito d'onore con il Comune di Susegana, che garantisce quindi la possibilità per questo ragazzo, che è nostro e consideriamo nostro, di poter continuare a studiare con un prestito di cui noi garantiamo gli interessi e di cui noi garantiamo la solvibilità. Quindi tutto molto semplice, sulla base di un rapporto interpersonale comune-persona e l'aiuto della banca. Presidente, quali benefici può portare al territorio questo tipo di iniziativa? Questa è un'iniziativa importante, parte da un ente, il comune di Susegana, dal suo sindaco, e unisce quella che è la comunità, nel senso proprio di comune, a quello che è una banca di credito cooperativo, una banca del territorio, in cui la sinergia su questo tipo di proposte può veramente andare incontro delle esigenze, agli aiuti di quello che oggi il nostro territorio purtroppo ha bisogno, magari non sempre, non in tutti i casi, ma sicuramente in alcune esigenze che solo in sinergia riusciremo a superarla.